Kerr San Giorgio è un'azienda che si occupa di formulazione, studio e produzione di materiali principalmente per il restauro e la bioedilizia. La nostra azienda è nata proprio studiando le ricette e i materiali storici e ci siamo concentrati sullo studio dei materiali antichi del periodo romano principalmente, perché sono quei materiali che hanno dimostrato longevità e durabilità nel tempo più di tutti gli altri esistenti. Da questo studio ne sono nati diversi prodotti che sono sempre collegati direttamente alla tradizione e alla storia, perché composti principalmente di materie prime utilizzate già in passato, come sabbie, polvere di marmo, polvere di pietra, postolane. Il legante di base da cui si parte è la calce, che è uno dei leganti più antichi utilizzati nella storia, e il mix di questi componenti fa sì che si riproducano dei materiali che sono sì storici ma molto apprezzati anche nell'ambito contemporaneo. Partendo da questo studio si è arrivati a riproporre dei materiali che possano essere dal loro colore naturale delle sabbie o dall'utilizzo di pigmenti e terre naturali, dei materiali decorativi anche per l'interno, sempre naturali. Quindi la caratteristica principale è di essere un prodotto che è storico sì, naturale e volendo contemporaneo. E la nostra idea come azienda è quella di prendere sempre spunto dalla storia per poi creare anche delle innovazioni. L'innovazione può essere il riutilizzo di materiali, come per esempio il vetro di riciclato, il vetro delle scarpe delle vetrerie per creare degli elementi decorativi, oppure arrivare fino a riutilizzare, non so, i gusci delle uova, sostituendo la sabbia all'interno di un intonaco, e gli scarti delle ceneri del riso, della lavorazione del riso, della lolla del riso. Questo per far sì di ricreare dei materiali storici utilizzando degli scarti. L'azienda nasce dall'idea di ricreare dei materiali storici della nostra azienda di famiglia, la quale si occupa ormai da più di quasi 45 anni di restauro e edilizia e manutenzione. E quindi nel 2004 nasce l'idea di riproporre i materiali storici nei nostri cantieri di restauro, e da lì l'idea poi di immettere questi materiali sul restauro, vista anche l'attenzione avuta da diversi professionisti. Per riproporre i materiali storici, l'idea è di riprodurre quello che storicamente si faceva a piedi fabbrica, cioè mescolare le varie materie prime partendo appunto dal legante e la calce, mescolandole con le sabbie, i cociopesti, le polveri di pietra, le postolane, e noi questo lo facciamo sia in laboratorio per creare piccole produzioni, per piccoli interventi di restauro o campionature per i professionisti, e poi in produzione mediante l'utilizzo dei miscelatori, i quali poi, mescolate le varie materie prime, escono in formato in sacco o in secchio già preconfezionato. Rimaniamo fedeli alla tradizione perché utilizziamo le materie prime storiche e naturali. Il nostro concetto è di utilizzare solo materie prime naturali che siano anche riciclabili a fine vita, e l'idea è anche di recuperare i materiali il più possibile, cioè creare meno scarto possibile e avere e riutilizzare gli scarti, e da qui nascono diversi dei nostri progetti, dei nostri prodotti, proprio legati a un'idea tradizionale di recupero. Nella nostra fase di produzione c'è una parte un po' più industrializzata, semi-industriale, noi la chiamiamo, semi-artigianale, e una parte molto artigianale laddove si ricrea proprio manualmente, fisicamente il prodotto, e quindi si ricrea esattamente quello che si faceva storicamente in un cantiere, cioè il mescolare delle varie materie prime manualmente e anziché nel nostro caso applicarle direttamente sul muro, vengono poi consegnate all'artigiano, restauratore, che poi le applicherà. Però la fase artigianale rimane moltissimo, la parte industriale ci serve più che altro per la quantità di produzione, più che per il metodo. Inizialmente la nostra ricerca è andata nella direzione di sviluppare le ricette storiche, e quindi la ricerca è nata prima dallo studio dei manuali ottocenteschi, i quali
molto parlano delle formulazioni, ma anche dei manuali antichi. Da lì, poi avendosi fatto una prima idea di come sono le composizioni, le malte e i materiali storici, abbiamo iniziato a analizzare un discreto numero di materiali di vari periodi storici, e da lì abbiamo capito che le composizioni sono molto similari, cambiano, diciamo, il rapporto della materia o il tipo di materia in base alla zona dove vengono prelevati. Perché? Perché storicamente l'idea era sempre quella di utilizzare un materiale locale, e da lì anche la nostra idea di ricreare il colore della materia, perché un luogo storicamente aveva un colore che era il colore della materia che componeva le malte del luogo, gli intonaci, le finiture, e era dato questo colore dalle varie sabbie, dalle varie calci differenti, di differente colore, dai vari pozzolane. L'idea di riproporre la tradizione e la storia può avere la criticità di essere vista come un guardare troppo al passato e non al futuro. Quindi non vediamo delle criticità, anzi negli ultimi anni c'è una buona risposta in vari ambiti, perché si è visto che il prodotto storico, l'intonaco storico, è direttamente collegato all'essere naturale, perché storicamente prodotti chimici della petrolchimica non venivano impiegati, ovviamente non essendoci. Il cemento non esisteva perché è stato inventato a metà dell'Ottocento, e quindi è, diciamo, naturale collegare un prodotto salubre con un prodotto storico. Uno dei prodotti più innovativi, più particolari che abbiamo in catalogo è l'intonaco calce di campo, che nasce proprio dallo studio dei materiali antichi, e però riproposto con solo scarti che derivano dall'economia e dall'industria agroalimentare e del laterizio. Questo perché è il recupero dello scarto dei gusci delle uova, che utilizziamo per produrre la calce e come sabbia aggregata nell'intonaco, e lo scarto della lavorazione del riso, la lolla del riso, che viene utilizzata come scarto appunto per produrre energia elettrica all'interno delle centrali a biomassa, dalle quali si produce un altro scarto che è la cenere del riso, che ha delle caratteristiche chimiche molto simili alle ceneri vulcaniche utilizzate dai romani per produrre i loro calcestruzzi. La lolla del riso poi può essere utilizzata anche cruda per alleggerire il materiale, e il cociopesto, che è un materiale di scarto più antico, veniva utilizzato già appunto dai romani nei loro calcestruzzi, che deriva dallo scarto dell'industria del laterizio, del mattone e dei tegoli, che ancora oggi è abbastanza fiorente in Italia. Questo mix, questo compound, da questo mix si ottiene un intonaco che ha caratteristiche chimico-fisiche identiche a uno storico, però è assolutamente innovativo, visto che utilizza solo e esclusivamente scarti e nessuna materia prima cavata dal suolo.